quella di Cicittu Masala è forse la voce che negli anni 60 si leva più alta contro il dio petrolio che si sta comprando tutto, terra, mare, giornali e giornalisti. E in quegli anni sono pochi gli intellettuali che hanno coraggio di prendere posizione. Da questa critica feroce contro appunto la industrializzazione allarga il campo alle persone, e cioè chi dei sardi è stato favorevole a questo discorso, come l'intellettualità sarda si è comportata rispetto a questa aurora così cantata, no? Prite giornale se fare questa reclame pro l'uomo politico italiano. Ecco, e lì ecco il discorso famoso di Masala degli Italiotti, e cioè del tradimento dei chierici, degli intellettuali asserviti. E siamo due amici sanno che io lo chiamo cane dei strisci, cane da piatto. Osos canel dei sterzu, ecco, cioè quei cani che sono fedeli e scodinzolano proprio perché tu gli dai da mangiare su un piatto, quindi neppure la figura del cane pastore, no? Ma la figura del cane addomesticato ma servile. Lui viveva del suo stipendio di professore e viveva anche delle collaborazioni con l'Unione Sarda. Quando Rovelli ha preso l'Unione Sarda lui si è dimesso proprio dall'oggi al domani e non ne ha voluto sentire. E lì credo che abbia avuto qualche problema. Chi erano le persone capaci, potenzialmente capaci di analisi allora e di osservare quale gioco stava giocando la Sardegna e come la Sardegna veniva giocata da questo gioco più forte di lei come potere economico-finanziario? Masala appunto rilancia l'accusa a un ceto intellettuale che non è stato capace di fare questa analisi e di aiutare gli stessi sardi a osservare diversamente ciò che stava accadendo, invece di farsi prendere da questo luccichio, da questa patina luminosa apparente. Io ti ringrazio di aver invitato e Gai mi dà modo di fare dare. Quindi non sempre devo avere libertà di parola, né in soggiornale né in televisione, che sono tutti in mano del suo padrone.